Un caro saluto a voi tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il meteo. Sembra interessante capire cosa accadrà durante questo fine settimana e per aiutarci utilizziamo una mappa prevista ai 5500 metri, quindi in quota, che fa vedere appunto la distribuzione delle alte e delle basse pressioni. In corrispondenza del Mediterraneo e dell'Italia abbiamo un rigonfiamento di una figura di alta pressione che si ergerà, abbiamo i colori sul giallo e l'arancione, che va a significare un miglioramento del tempo che si manifesterà appunto a partire dalla giornata di sabato. Ci sarà sempre qualche nuvola in transito, ma questo aumento dell'alta pressione porterà anche un aumento soprattutto in quota delle temperature, in particolare a circa 1500 metri si salirà di oltre 7-8 gradi tra sabato e domenica. E anche per quanto riguarda la domenica possiamo dire che il tempo è buono, però bisognerà stare un po' attenti alle foschie e alle nebbie che ci saranno durante la notte. Infatti con l'ultima mappa volevo farvi vedere appunto la distribuzione delle foschie e delle nebbie. Come potete vedere, nell'area centro meridionale del Veneto abbiamo quei colori sul grigio scuro che vanno a significare appunto la presenza di nebbie durante la notte e nelle primissime ore, con temperature che in quota sono destinate a salire. In pianura avremo temperature prossime allo zero durante la notte e durante il giorno temperature attorno ai 6 gradi, un po' di più sulle aree in cui uscirà il sole in alcune aree collinari. Poi per quanto riguarda il tempo di Natale cercheremo di approfondirlo meglio nel prossimo appuntamento.